Claudine, il nuovo locale alla moda, nato a Cormons, dove la tradizione, il servizio e la qualità si fonde in un unico progetto, Claudine. In via Friuli, incastonato lungo il viale d'accesso alla capitale del Collio, aperto dal mercoledì al lunedì, il martedì si riposa dalle 7 alle 14 e dalle 17 alle 23. Claudine, locale per palati fini e buongustai, dove si mangia, si beve e si respira Bird, Collio e Quay. Sono Claudia Azzano, la titolare, e vi aspetto per le mie specialità. Cosa aspettate? Claudine, food, wine, music e sei in pole position. Tragedia ieri sera a Fara di Sonzo, in provincia di Gorizia. Una donna anziana, per causa in corso di accertamento da parte dei carabinieri del Norm di Gradisca, coadiuvati nelle indagini dai colleghi della locale stazione, è caduta dal terrazzo del terzo piano del palazzo in cui abitava. Il volo nel vuoto gli è stato fatale. Inutili tutti i tentativi di soccorso da parte dei sanitari giunti in ambulanza dal punto di primo intervento di Gradisca, distante pochi minuti dal luogo della tragedia, e dei vigili del fuoco con una squadra inviata dal comando provinciale di Gorizia. Dopo il nulla osta da parte del magistrato di turno, la salma è stata ricomposta nella cella mortuaria del cimitero di Fara di Sonzo a disposizione dei familiari per le esequie. Nell'ambito delle attività finalizzate al controllo e alla vigilanza del territorio, nel pomeriggio di venerdì scorso, la squadra mobile di Pordenone ha notato transitare in zona fiera a bordo di un'utilitaria un uomo. Gli agenti hanno intimato l'alta al conducente, un 43enne marocchino, residente però in città e gravato da numerosi precedenti penali. Durante il controllo l'uomo ha dato indicazioni poco chiare sul perché si trovasse lì e dove stava andando. Aprendo il cofano dell'auto, nascosti tra le parti meccaniche del motore, 5 involucri di cellophane trasparente contenenti ciascuno 10 pacchetti di sostanza stupefacente del peso complessivo di 5 kg, che risultava essere hashish, come confermato dall'esame preliminare narcotest. Dopo ulteriori controlli ed espletate le pratiche di rito, per il 43enne marocchino, residente a Pordenone, titolare di un permesso di soggiorno, è scattato l'arresto e tradotto al carcere a disposizione dell'autorità giudiziaria. 2 migranti minorenni sono stati rintracciati nella serata di ieri a Udine, mentre camminavano lungo le vie del centro del capoluogo friulano. Una volta espletate le pratiche, sono stati affidati a una comunità di accoglienza dove saranno sottoposti a triage e periodo di quarantena. Nel frattempo riapre, dopo il periodo di chiusura, la struttura di accoglienza del santuario di Madonna Missionaria di Tricesimo, dove sono stati accolti una dozzina di migranti regolari provenienti dall'hotspot della Cavarzerani di Udine. La struttura è gestita dalla Croce Rossa. I vigili del fuoco nella giornata di ieri hanno tratto in salvo un animale, un bovino per la precisione, caduto accidentalmente in un dirupo. L'incidente è accaduto in località Sezza, in comune di Zuglio. Grazie alla professionalità di tutti gli operatori intervenuti, l'animale, con il supporto dell'elicottero Drago, dopo essere stato assicurato il vericello, è stato sollevato e riportato a bordo strada, dove ad attenderlo c'era anche il suo proprietario. L'operazione si è conclusa con successo verso le 15:30. Claudine, il nuovo locale alla moda, nato a Cormons, dove la tradizione, il servizio e la qualità si fonde in un unico progetto, Claudine. In via Friuli, incastonato lungo il viale d'accesso alla capitale del Collio, aperto dal mercoledì al lunedì, il martedì si riposa dalle 7 alle 14 e dalle 17 alle 23. Claudine, locale per palati fini e buongustai, dove si mangia, si beve e si respira Bird, Collio e Quay. Sono Claudia Azzano, la titolare, e vi aspetto per le mie specialità. Cosa aspettate? Claudine, food, wine, music e sei in pole position.